Controlli a tappeto a Treviso e nella cintura urbana da Mogliano a Roncade, 11 pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri stanno conducendo un'operazione contro i furti. A Redine caccia ai vandali che hanno dato fuoco al tetto della capanna del presepe vivente, promotori e parrocchiani con gli occhi aperti perché non succeda di nuovo. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte dal Tivoli di un 27enne di origini indiane, annegato dopo essere caduto in una vasca di liquami. Il governatore Zaia spegne ogni polemica sulle voci che in Veneto il servizio sanitario sarebbe in mano ai privati. In 10 anni, ha spiegato, nel privato diminuiti budget e numero di prestazioni. La fine del 2019 e i primi giorni del 2020 saranno caratterizzati da tempo stabile, con belle giornate e temperature fredde di qualche grado al di sotto dello zero. E per chi non ha una casa, per prima volta a Treviso non c'è un'emergenza freddo da affrontare, già attrezzati posti sufficienti per una sessantina di senza tetto. Massimo Benetti, imprenditore trevigiano, nel tempo libero indossa maschera e mantello e si trasforma in Batman. A bordo della sua Lamborghini va negli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque l'operazione contro i furti messa in piedi dal nucleo radiomobile con 11 pattuglie sul territorio che stanno controllando a tappeto Treviso e la cintura urbana da Mogliano a Roncade, diversi i posti di blocco. L'ora X è scattata puntuale alle 2 del pomeriggio. 11 pattuglie per un totale di 30 uomini sono state dislocate nei punti cruciali di Treviso e dell'Interland dal nucleo radiomobile dei carabinieri, un'operazione congiunta di tutte le stazioni del comando trevigiano, un'autentica task force soprattutto contro i reati predatori. Parliamo di 11 pattuglie in più rispetto a quelle normalmente espresse durante tutto l'arco della settimana. Le pattuglie, come vede, svolgono dei posti di controllo, effettuano delle verifiche sia sulla circolazione stradale sia dei documenti delle persone e se del caso vengono approfonditi i controlli con delle perquisizioni o dei fotosegnalamenti delle persone che non sono in regola con i documenti. Un dispiegamento di uomini e mezzi che arriva in un momento di forte allarme per i furti in casa, fenomeno che a Natale, viste le abitazioni vuote, raggiunge il suo picco stagionale. Un conto comunque la statistica, un altro la percezione. Il numero che ci forniscono le analisi statistica è in linea con quello degli altri anni. Ciò che noi rileviamo è la differenza di percezione di sicurezza da parte del cittadino e proprio per questo, per dare una risposta al cittadino, stiamo svolgendo una serie di controlli straordinari. In zona stazione a Treviso i militari hanno fermato decine di veicoli, copione simile nelle zone della cintura urbana lungo l'asse del Terraglio, Zerobranco, Roncade, Maserata. Siamo a Olmi di San Biagio, è cambiato lo scenario, ci siamo spostati nell'Interland del capoluogo, anche qui stiamo svolgendo un posto di controllo dove poniamo l'attenzione sia sulla polizia stradale che sulla prevenzione. E prevenzione significa contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, ma la maggior parte degli incidenti è ormai dovuta, molto banalmente, alla disattenzione provocata dal cellulare. Abbiamo avuto modo di constatare che sono dovuti a delle semplici disattenzioni, quali possono essere l'invio di un messaggio su WhatsApp o la telefonata, quindi noi sollecitiamo la massima attenzione di chi si pone alla guida e suggeriamo ai conducenti di mettere da parte il cellulare, girare il display e di consultarlo solamente al termine della guida. E c'è un primo aggiornamento di questi controlli con i carabinieri che hanno denunciato un uomo per detenzione di 10 grammi di cocaina e conserva anche una patente falsa. Un secondo uomo invece è stato denunciato perché trovato in possesso ingiustificato di un coltello a Serramanico. E 2 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelfranco. Un 46enne di Vedelago, controllato dal Tivoli, è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,53 grammi al litro, mentre un 45enne di San Zenone degli Ezzelini è stato trovato con un tasso di 2,18. In entrambi i casi dunque 4 volte superiore al limite di legge. Per i 2 è scattato il ritiro della patente di guida. Giorni di controlli anche per gli agenti della polizia che nel pomeriggio di ieri alla barriera di Mogliano lungo la A27 hanno fermato un 45enne italiano privo di documenti. L'uomo, con diversi precedenti penali alle spalle, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, per questo è stato condotto in carcere a Santabona.
E a Ravine caccia ai vandali che hanno dato fuoco al tetto della capanna del presepe vivente. Ora promotori e parrocchiani tengono gli occhi aperti perché temono che possa ripetersi. È stato un gesto da condannare, un gesto ignobile e di per sé, con la buona volontà del gruppo, abbiamo sopperito a quello che è stato il danno e proseguiremo poi i prossimi giorni con la sacra rappresentazione. A Revine Lago non è stato un Natale come gli altri. La sera della vigilia, mentre i fedeli partecipavano alla messa a Lago, qualcuno ha incendiato il tetto della capanna della Natività. A terra ancora la bottiglietta di alcol. Non un presepe particolare, con risvolti interpretabili come politici. L'ipotesi è semmai quella di una ragazzata. Quello che è il pensiero sicuramente è stata una bravata e niente di più. Sul caso, che ha indignato l'intera comunità e non solo, stanno indagando i carabinieri. Un episodio analogo era peraltro già accaduto 25 anni fa. I volontari, malgrado il sequestro dell'area, al presepe non hanno rinunciato, ma ora tengono gli occhi aperti. C'è sempre il pericolo che riaccada, stiamo cercando di tenere controllata la capanna, passando la capanna e tutte l'area del piazzale della chiesa in cui si svolge, passando diverse volte nel corso della giornata. Si invita da questo punto di vista a segnalare alle forze dell'ordine quelli che possono essere movimenti sospetti. Sotto shock al Tivoli Vede Lago per la morte di un 27enne indiano morto annegato in una vasca di liquami per salvare 2 anatre. Voleva salvare 2 anatre e farle uscire dalla vasca di liquami, ma è scivolato ed è finito dentro. È morto così un 27enne di origine indiana residente a Vede Lago. Il giovane aiutava nell'azienda agricola di Dallana, dal Tivoli. La tragedia è avvenuta la vigilia di Natale intorno alle 16. Avevo visto arrivare col camioncino verde, però non lo conoscevo più di tanto. Solo che la sera, quando ho sentito, ho chiesto meglio anche del padrone qua del capannone, mi ha detto che purtroppo non c'era stato più niente da fare, insomma. Una grande amarezza il giorno di Natale. È stato un po' un duro colpo, insomma. È peccato, insomma, una persona giovane così. 2 comunità sono sotto shock: al Tivoli, dove è avvenuto il tragico incidente, e Vede Lago, dove il giovane viveva assieme alla famiglia. Persone conosciute e stimate, grandi lavoratori. La vigilia di Natale il 27enne si era recato nell'azienda agricola, poi ha visto le 2 anatre in difficoltà all'interno della vasca di liquami, profonda circa 4 metri. Ha subito allertato i titolari, ma loro gli hanno sconsigliato di avvicinarsi perché le anatre sarebbero riuscite ad uscire da sole. Ma ad un tratto il giovane ci ha ripensato e da solo si è avvicinato ed ha aperto il cancelletto che porta alla vasca. Voleva tentare di salvarle, ma deve essere scivolato lui stesso dentro. Quando i titolari si sono accorti di quanto accaduto, hanno subito chiamato i vigili del fuoco e il suo M118, ma all'arrivo dei soccorritori per il 27enne non c'era più nulla da fare. La procura ora ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed ha affidato le indagini ai carabinieri di Castelfranco e allo Spisa dell'ULS 2. Voltiamo pagina. Oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sulla sanità pubblica nella regione. Giù le mani dalla sanità veneta, non posso accettare si dica stiamo chiudendo gli ospedali veneti, è vergognoso verso i cittadini che si devono far curare. Parole dure queste del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, volendo spegnere il chiacchiericcio secondo il quale il Veneto investirebbe più sul privato che sul pubblico. Noi abbiamo dato dati ufficiali degli ultimi 10 anni, di una decina d'anni, che dicono che il budget e quindi i finanziamenti al privato sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no, perché i dati ufficiali ci dicono esattamente il contrario. I dati, eccoli, sono quelli diramati dalla stessa regione del Veneto e comparativi tra sanità pubblica e privata, un dossier con grafici e cifre di 19 pagine. C'è la questione postiletto con il 18% complessivo del privato accreditato in Veneto rispetto ad una media nazionale del 29%, a testimonianza di un governo del sistema salute orientato verso il pubblico, si legge a pagina 5. Quindi a pagina 8 il budget assegnato sugli 8 miliardi 137 milioni del 2010, la spesa per la sanità privata era del 9%, pari a 719 milioni, nel 2018
Su un budget di 8 miliardi e 913 milioni, 634 sono andati al privato accreditato, pari ad una percentuale del 7% e una diminuzione dal 2010 del 12%. Ripeto, il budget ai privati è diminuito negli ultimi 10 anni, il budget ai privati è diminuito, ma non solo, anche il numero di prestazioni, e questo dimostra quello che abbiamo sempre detto. Con il governatore a spiegare le cifre è stato il direttore generale della Sanità Domenico Mantoan. Il Veneto, tra le regioni italiane, era e rimane all'ultimo posto nella spesa pro capite per sanità privata, che è nello stesso periodo diminuita da 135 a 123 euro. Il budget sanitario per curare i 5 milioni di veneti è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia. Grazie alle nostre proposte adesso iniziamo a assumere medici non specializzati, si sono allungati di 5 anni i pensionamenti in maniera tale da avere i professionisti in gamba e in grado di lavorare ancora, che possono decidere di restare negli ospedali, questo per tamponare questa grave crisi di medici presenti sul mercato. Il 2019 e i primi giorni del 2020 saranno caratterizzati da bel tempo, ma temperature in ribasso. Sentiamo allora il nostro meteorologo. Anticiclone ampissimo che va dall'Atlantico alla Siberia, quindi questo assicura tempo stabile. Prevediamo infatti cielo sereno poco nuvoloso, intanto per sabato e per domenica, certo da mettere in bilancio una velatura del cielo all'inizio della giornata, ma poi ci sono i rasserenamenti. Ci possiamo spingere oltre, al di là della foschia, di qualche banco di nebbia la mattina, avremo tempo stabile, quindi cielo in prevalenza sereno addirittura per 7, 8, forse 10 giorni. Naturalmente le temperature si abbassano con questa situazione, valori minimi, non abbiamo naturalmente dei valori glaciali, -2, -3 forse, ecco, il picco massimo sotto zero, però ecco si manterranno, andremo sotto zero per diversi giorni, ma questa è la stagione, e le massime, ecco, queste non supereranno i 7-8 gradi, venti deboli, direzione variabile, alto Adriatico tende al poco mosso. Dunque si preannunciano per Capodanno notti sotto zero, ma per la prima volta a Treviso non c'è un'emergenza freddo da affrontare. Per i senza tetto infatti sono già stati attrezzati posti sufficienti. Quest'anno sono state ben calcolate le esigenze in base allo storico, e quindi per la prima volta nella storia della nostra città quest'anno non c'è stata una lista d'attesa. Nessun senza dimora rimarrà senza un tetto e un letto a Treviso nelle prossime notti che si preannunciano gelide. Il sindaco Conte lo sottolinea con soddisfazione. Lo scorso anno dal capoluogo era partito l'invito ai comuni della cintura urbana a fare la propria parte per consentire un ampliamento dei posti a disposizione in città. Con la regia della prefettura questo percorso si è concretizzato e per l'arrivo del freddo ci si è fatti trovare pronti. Siamo riusciti a mettere in piedi un piano che ha fatto fronte in modo direi perfetto a questa emergenza, e quindi questo Natale nessuno è rimasto fuori al freddo. Sono molto soddisfatto di questo. Abbiamo messo a disposizione 20 posti letto nelle caserme Serena, 22 in via Pasubio e altri 4 in via Risorgimento, più l'aiuto della Caritas, e siamo riusciti a far perfettamente fronte alle esigenze del nostro territorio. Se dunque il termometro nelle prossime notti scenderà come previsto sotto lo zero, i 60 posti complessivi messi a disposizione saranno in grado di accogliere tutti i bisognosi. Credo che è bello avere una città con le luci, con gli eventi, però bisogna avere un occhio di riguardo anche alle persone che sono in difficoltà, e con questo piano ci siamo riusciti perfettamente. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi la storia di un imprenditore di Zero Branco che nei fine settimana e nei momenti liberi si trasforma in Batman per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Io voglio fare così, io voglio diventare il supereroe delle persone più sfortunate, dando il mio tempo, che è la cosa più preziosa che ho.
Durante l'anno Massimo Benetta è un imprenditore, marito, padre, ma appena ha un po' di tempo libero si trasforma in un supereroe, Batman, per regalare qualche momento di spensieratezza ai bambini malati ricoverati in pediatria o ai ragazzi diversamente abili. Il costume da Batman, personaggio preferito dal figlio, per prima volta Benetta lo indossa ad un convegno, poi a Monza, durante un'iniziativa rivolta a persone disabili. Sono tornato a casa molto stanco, però tutti i loro sorrisi, tutto il loro amore che mi hanno trasferito, a me mi ha arricchito molto. Da quel giorno, smessi i panni del manager, Benetta indossa maschera e mantello e a bordo della sua Lamborghini arriva negli ospedali, a volte insieme ad altri supereroi, con un unico obiettivo: regalare un sorriso ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Voglio lasciare un segno, quindi voglio che loro sorridano quel poco, anche se io entro nella loro stanza. Mi guardano così, sorridono per qualche secondo, quell'immagine per loro rimarrà per un sacco di tempo. In futuro Benetta vorrebbe scrivere un libro, magari proprio a fumetti, per raccontare i volti e le storie di chi ha incontrato tra le corsie degli ospedali. Il suo impegno però va oltre: smuovere le coscienze, far sentire i bimbi malati e le loro famiglie meno soli. Voglio essere un po' il paladino, le persone hanno bisogno anche di affidarsi a qualcuno, anche se è terreno, che io non sono nessuno, però hanno bisogno di credere che ci sia qualcuno che possa fare qualcosa, e quindi lo faccio per loro, faccio per i bimbi, per le persone malate, per loro, per i genitori. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. E parliamo di legge sull'idroelettrico perché lunedì approda a Palazzo Balbi il progetto di legge che il Veneto ha condiviso con Piemonte e Lombardia. Per il bellunese si tratta di una svolta epocale. È un consuntivo che guarda al futuro. Il bilancio istituzionale dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin. L'annuncio più importante riguarda la svolta epocale rappresentata dal varo della legge sull'idroelettrico, che recepisce la norma statale che riguarda il passaggio di competenze alla scadenza delle concessioni delle derivazioni elettriche. Per la provincia di Belluno si tratta probabilmente del primo vero atto verso la specificità. La regionalizzazione delle opere idroelettriche comporterà un introito al Veneto pari a 15-20 milioni di euro. Più della metà di questi arriveranno in termini di energia elettrica a Belluno, che potrà illuminare municipi e scuole gratis o fornire l'energia a soggetti privati. Una buona nuova che fa il paio con le opere in corso per il ripristino dei danni causati da Vaia. Quest'anno sono stati appaltati 1746 cantieri, quindi una quantità di lavoro enorme. Alcuni sono già partiti, alcuni stanno partendo, alcuni partiranno, poi ci sarà il prossimo anno e l'anno successivo. Poi abbiamo avuto il maltempo di quest'autunno, ma abbiamo avuto altri 9 stati di crisi. Quasi 1 miliardo l'assessorato ha investito per la qualità dell'aria e le bonifiche ambientali, mentre è proseguita senza sosta l'attività relativa alla raccolta e al riciclo dei rifiuti. In questo settore la Regione ha messo in campo un team per le emergenze ambientali per limitare gli episodi di incendi nelle attività di trattamento rifiuti e supportare le istituzioni nella gestione delle situazioni particolari. Il territorio, dice Bottacin, e la sua tutela vengono prima di ogni cosa, a patto però che per tutela non si intenda quanto è accaduto nelle terre alte bellunesi. I vincoli imposti a livello romano dal Ministero dei Beni Culturali noi crediamo che siano totalmente fuori luogo. Faremo ricorso al TAR come gli amministratori locali, ma anche alla Corte Costituzionale, perché riteniamo che la pianificazione paesaggistica sia una competenza della Regione e non dello Stato. Attenzione, perché in Comelico e Auronzo i vincoli sono già operativi. Per fare qualsiasi cosa serve l'autorizzazione paesaggistica. Un 70enne di Aleghe è stato arrestato dalla squadra mobile di Belluno e ha trascorso qualche giorno al Baldenic per detenzione illegale di oltre 3 metri di micce e un silenziatore artigianale che con molta probabilità venivano usati per cacciare di frodo. L'operazione risale allo scorso 16 febbraio, ma è stata resa nota solo oggi. Durante le perquisizioni domiciliari la polizia ha rinvenuto e sequestrato quasi 2 kg di polvere da sparo e ha ritirato 5 fucili e munizionamento regolarmente detenuti. Novità dalla legge di bilancio per il bellunese e la montagna nella spesa pubblica grazie ad un emendamento dell'onorevole Roger De Menec introdotto il criterio della montanità.
Finalmente, ed è proprio il caso di dirlo, nella legge di bilancio dello Stato la montagna è riuscita a ritagliarsi quello spazio di dignità troppo spesso negata. Si tratta di una novità unica nel suo genere che introduce il criterio di montanità nel riparto dei fondi per investimenti finanziati nel bilancio 2020. L'ordine del giorno è stato presentato dai deputati Roger De Menec, Parolo ed Enrico Borghi dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna. Per la prima volta si inizia anche un procedimento che agevola i comuni di montagna con dei capitoli appositi che renderanno più evidente il cosiddetto differenziale montagna per queste comunità, in modo da mettere a disposizione un po' di più risorse a favore di queste comunità. Con l'ordine del giorno il governo viene impegnato a riservare una premialità nell'ambito della ripartizione delle risorse per progetti di sviluppo in aree montane, per la qualità ambientale, per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per investimenti di rigenerazione urbana attraverso il recupero dei centri storici rurali nelle aree montane o interne del paese dove maggiore è lo spopolamento. Ultimo, ma non per ordine di importanza, il miliardo di euro stanziato per le spese di investimento in vista delle Olimpiadi invernali. Un grande evento che deve essere però uso questo termine, proprio per implementare le infrastrutture nel territorio del Veneto e di tutta la nostra regione, ma in particolare ovviamente delle zone della provincia di Belluno e di Cortina, che ovviamente saranno sede dell'evento olimpico. Nella legge di bilancio l'impegno per il futuro delle nuove generazioni con bonus bebè e per gli asili nido che avranno ripercussioni importanti nelle zone interne del paese. Stasera 20:10 si parlerà di coraggio, di determinazione raccontati in 2 libri, quello scritto da Annalisa Boschini, giornalista, il libro è Le reggitrici, donne d'acqua e di fiumi, e quello di Antonio Venturato, il libro è Never Give Up, nel quale racconta la sua storia dalla sedia a rotella alla maratona di New York. Siamo in chiusura, vi lascio con le immagini del presepe storico-artistico realizzato a Macerata da Giuseppe Lapenna. Poi le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Questo presepe è un presepe particolare perché parte dall'annunciazione a Maria Vergine fino alla resurrezione di Gesù. Mi ci sono voluti quasi 5 anni di lavoro per realizzarlo. Ci sono diversi materiali usati, dai mattoni alle pietre, alle rocce, al sughero, al polisterene stuccato, al gesso, insomma di tutto e di più per realizzare quest'opera. C'è una ricerca delle statue attraverso maestri scultori di tutta Italia e i luoghi li ho fatti io realizzando dei bozzetti e cercando di tenermi vicino alla struttura delle case della Palestina e anche alle colorazioni delle relative case. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Un robusto campo di alta pressione protegge il nostro territorio dalle perturbazioni. Ecco che dunque sabato 28 dicembre il tempo si manterrà buono. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile, sarà anche ampiamente soleggiato e il cielo, vedete, si presenterà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Durante le ore serali non si esclude qualche foschia o nebbia sulle pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -4 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi circa e dunque in lieve calo. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole dappertutto e cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo per qualche addensamento sui settori più settentrionali della nostra regione. Temperature minime sotto zero, massime intorno agli 8 gradi.
Dal Meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.